Forni Voltri, festa per i 70 anni del campionato carnico, l'assessore regionale Barbara Zilli, l'assessore regionale alle finanze, il presidente del comitato FIGC Friuli Venezia Giulia Hermes Canciani e soprattutto direi ospite graditissimo il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete. Innanzitutto partiamo dall'ospite. Che sensazione è? Lei ha parlato della politica, l'Italia dei 4.000 comuni. Qua siamo in un piccolo comune di montagna ai confini con il Friuli Venezia Giulia, con il Veneto. Sì, Eppure si gioca al carnico. Ma l'Italia dei comuni trova nella dimensione del carnico un'espressione eccezionale. È l'Italia dei comuni che viene riunita a livello calcistico dalla Lega Nazionale Dilettanti, ma come abbiamo detto la forza è nei territori, nei comitati regionali, in questo caso del Friuli Venezia Giulia. E quindi come tale essere qui significa essere all'interno del sistema Italia, dell'Italia dei comuni, della regione Friuli Venezia Giulia, della specificità dell'importanza del carnico e della dimensione del calcio come momento di comunità e di unità. Assessore Zilli. L'assessore Zilli ha a che fare molto con il carnico, anche per questioni di cuore. È stata bellissima la cosa che ha detto qua. Ce la ricordi un attimo? Non dovrei parlare della mia vita privata, però ho conosciuto il carnico quando ho conosciuto mio marito e quindi seguendo lui sui campi di tutta la Carnia e anzi fino appunto a San Pietro. È stata un'esperienza bellissima, certe volte un po' dura perché gli scontri in campo non risparmiano alcuno e soprattutto gli arbitri, ma alla fine delle partite, dopo quella grande accesa rivalità, c'era sempre un grande momento di convivialità tra le squadre, tra le famiglie, addirittura con i bambini, e l'abbiamo vissuto per tanti anni. Io sono orgogliosa di questo e di poter dire che come amministrazione regionale continuiamo a sostenere il carnico e i loro vivai, soprattutto vivai giovanili, e spero che un giorno anche i miei bambini potranno militare in questo grande campionato che ha una grande storia e avrà sicuramente un'eccellente. E quindi per chi tifa l'assessore Zilli? Stella Azzurra. Stella Azzurra di Gemona. Ernest Canciani per chi tifa, non può dirlo. No, io tifo per tutti, io tifo per il carnico, tifo. È stata una giornata importantissima. Adesso ho avuto modo di scambiare 4 battute con i miei colleghi presidenti che si trovavano praticamente solo le carte di solito, specialmente a livello di settore giovanile per le deroghe. Ma nessuno si immaginava questo tipo di attività e questo tipo di manifestazione, questa passione, questo grandissimo impegno. Quindi per noi è una giornata memorabile, una giornata importante. Ringrazio il Presidente Abete e tutto il Consiglio Direttivo che ci hanno onorati della loro presenza, però è stato anche un bellissimo segnale che il calcio dei dilettanti, il calcio dei paesi, il calcio dei campanili è ancora molto vivo e può ancora scrivere pagine importanti nel futuro dei nostri ragazzi. Chiusura col Presidente Abete. Prima facevano sentire brani di trasmissione a tutto carnico, qui fanno tutto il calcio minuto per minuto alla radio, cioè siamo tornati indietro di 30 anni, si è un po' emozionato. È emozionato, ma è importante anche la comunicazione attraverso la radio, è importante come il fatto di vedere nel calcio e quindi diceva anche il Piccolo Principe, l'essenziale non si vede con gli occhi ma sta nel cuore, quindi come tale nel cuore anche del calcio ci sono le emozioni date dalle voci del campionato carnico. Grazie e altri 70 anni al campionato carnico. Evviva! Evviva.